su 5 Stelle Sardegna. Die pro Die, ideato e condotto da Paul De Santi. Bentrovati in questa nuova puntata di Die pro Die e oggi parliamo di spettacolo. Via, Scalafaccio! Per favore, ma Guarda gli Scalafacci! ma che stai scherzando? Non ci vuole! Ma e cosa ti dici? Sono una donna anziana! È una donna ma non si può ogni volta, non si può! Questa scoperta. Non si può, ragazzi, è che... Con noi saremo in giro qua e là per la Sardegna, in giro per le piazze della Sardegna, in giro per i villaggi della Sardegna anche insieme a Pierpaolo. Io spero che ci si diverta, Pierpaolo. Ma non lo so se vengo, guarda, io non lo sai. Ma non lo so, guarda, voi girate dappertutto in Sardegna, io guarda, non lo so. Guarda. Ciao a tutti, quest'estate ci troverete nei vostri villaggi, in tutti i villaggi della Sardegna, provincia anche, voglio anche i villaggi, anche le cose condominiali facciamo. Siamo io, tu e Stefano. Vabbè, almeno ditemelo, no? Che io devo partecipare a una cosa del genere. Non è che adesso vi inventate gli spettacoli e poi mi dite oh Pierpa c'è una serata da fare. Ci tengo a dirlo perché potrete aprire la porta di casa e trovarci lì proprio all'uscita della... La moda, signori! Poi noi cercheremo di fare in modo che la gente si spacchi dalle risate, perché noi con una faccia del genere, Parla per la tua faccia, per favore. non è che adesso tu hai una faccia da figo della Madonna. Ma scusa, avete pazienza, parla per la tua faccia. Vabbè, io sono allora, sarò la parte seria dello spettacolo. Che c'è? Cosa c'è? Cosa è successo? Uno non può andare a lavorare che lei deve stare sempre lì a disturbare. Io sto lavorando. Guardi che quando prende l'aria veloce quasi mi ingoio anche la mascherina. Ma sei torni in ospedale, ma mi scusi. Sono venuto a prenderla, cosa pensa di scamarsela così? Dai, ma scusi. Venga, signor Bonolis. Ci vediamo in sigla, ciao a tutti. Arrivederci. Della casa, capito? Della casa. Ci saremo io, Pierpaolo e forse anche Paul. Pierpaolo non lo so. Perché ha fatto così? Buonasera a tutti, come già sapete io sono Gian Giuliangelo De Liperi, vengo da Sassari, ho 25 anni e mezzo, è una settimana, però certo, perché settimana scorsa era qui. I miei miti, visto che i miei miti sono Costantino e Daniele, ci terrei a essere chiamato col mio nome d'arte, sì. Danielstino. Danielstino. Sono destro, sinistro, mancino e ambidestro. Ho sempre sognato di sfilare perché io amo le sfilate, amo gli sfilatini e quando vado in Francia anche le baguette. Diciamo le cose come stanno. Scusate, mi è scappata la risata perché ha detto una fandonia di quelle esagerate, la parte seria dello spettacolo. Come può quasi un celebro leso fare... Comunque noi abbiamo intenzione di girare veramente tutta la Sardegna in lungo e in largo perché tutti devono poter godere Non esagerare. Tutti devono poter Non godere. esagerare, per favore, non esagerare, che c'è gente che ci va. Quasi tutti, forza, quasi tutti dovranno... Era finto. Questa è una delle gag dello spettacolo che stiamo preparando, anni e anni di prove per svenire così per finta. Come va, signora Rosina? Come va? Signora Rosina, siamo qua. Siamo in piano, signora Rosina. Che c'è? No! Pierpaolo non lo so. Mi piacerebbe tantissimo anche andare negli Stiz. Negli chi? Negli Stoz. Negli Straz. In America. Negli States. Negli States. Stati Uniti. Stati Uniti. E chi è il presidente? Piero Marras. Ma cosa sta dicendo? Nonna. Quello è il disco. A parole sue, giri la ruota e copre una vocale, mi signor Paolo Bonolis. Allora, ascolti, voglio andare in America a portare i miei famosissimi piatti. Voglio far conoscere la mia arte culinaria. Bello, ci vuole... Che? Niente, la mia arte culinaria la voglio far conoscere in America i miei famosissimi spaghetti all'Ohio e Oio. Lei va negli Stati Uniti a far conoscere
Io. Ma lei cosa ne può capire? Ma infatti, cosa Ma capisci? lei veramente cerca di pensare. Guardi che per pensare ci vuole il cervello. Vabbè, ma ce l'avete con me Ascolti, sempre, ma scusi, dica. Ma mi hanno detto, Sì. sì, gira voce che lei se ne vuole andare quest'estate come gli altri estati. Me ne voglio andare? Dice che va a fare gli spettacoli nelle piazze. Sì, siamo io, Pollesanti, Pierpaolo Secchi, Io, Stefano... Bondesanti, Pierpaolo Secchi, Io- Paolo Bonolis, io- Bondesanti, Io, Pierpaolo Secchi, Pollesanti, Stefano Proprio Tedde. Sì. Stefano Tedde. Sì. E non mi dica che c'è anche gente che la sta a sentire, no? Perché? No, così per curiosità. Scusi, ma perché no? Qual è il problema? Non ho capito. No, il problema- uno va nelle piazze, vede uno spettacolo, si diverte, ci chiamano. Ma scusi, mi dica dove abita che la veniamo a trovare. Nel paese dove sta lei ci organizziamo col comitato. Spettacoli, dovrebbe andare. Adesso il prossimo Stefano. spettacolo che ha, dove ce l'ha? Pattada, faccio un esempio, Pattada. E io sono di Pattada. Come di Pattada? Sì. Lei di Pattada? Sì. Domani a Pattada. Io sono di Pattada. Domani a Pattada. Dopodomani dov'è? Ma non so, stiamo cercando di organizzarci adesso anche con i nostri manager. Magari tornare a Bitti, faccio un esempio. che ci Io sono trovati di bene. Bitti. Come di Bitti? Come di Certo. Bitti? Io abito a Ma Bitti. non era di Pattada? Quando venite a Pattada, io vado a Pattada. Quando vado a Bitti, abito a Bitti. Cioè, quindi se noi facciamo lo spettacolo a Porto Torres... Io sono di Porto Torres. Bene, benvenuti a una delle nuove puntate di Eprodie, una delle puntate dove parleremo di tanto dello spettacolo. Scusi, sto facendo una da capo, rifacciamola. Sì. Allora, buonasera, bene. Salve, Scusa, mi lasci lavorare per cortesia, ma io non posso stare lì con un po' di serietà, ma lasciami partire in maniera. Ho capito, ma bene, come di consueto la nuova puntata di no. Vabbè, ma uno come può fare il conduttore se c'è qualcuno dietro? Vabbè, fai queste domande, su, dai, allora, arriviamo al dunque, via. Benvenuti all'ennesima puntata. Ancora? Dai, benvenuti quest'estate, su. Bene, quest'estate tutti al mare, mi raccomando, andremo tutti chi in due pezzi, chi con un pezzo solo, ognuno potrà andare al proprio mare come meglio. Ma che c'entra? Ma dobbiamo parlare che è? Che c'è? C'è a spostare la macchina. Ecco, allora valla a spostare, vai. Sì, perché no? Vai a spostarla, vai a spostarla. Bene, grazie di tutto, alla prossima puntata, arrivederci. Die Pro Die. In collaborazione con